Il problema è il prezzo dentro una filiera che male organizzata, che non riconosce il valore aggiunto che i nostri produttori sono in grado di produrre dentro le loro imprese. E quindi un grido d'allarme in virtù anche del fatto che con il 1° di aprile finirà il regime delle quote latte, quindi ci sarà un'ulteriore liberalizzazione per la produzione. Associando questo all'embargo dei prodotti alimentari per il mercato russo, si capisce che quindi verremo invasi, e siamo già invasi, da latte che arriva da altre nazioni dove i costi di produzione sono molto più bassi. Strategie nuove e comuni anche fra regioni, non solamente la regione Veneto, ma magari in collegamento con la regione Lombardia, per investimenti veramente importanti, per levare un attimo, quando c'è eccesso produttivo, le produzioni eccedentarie e continuare nella promozione dei nostri prodotti aggredendo quei mercati che effettivamente meritano di essere aggrediti perché sono mercati ricchi, perché le nostre produzioni alla fine sono le migliori al mondo, riconosciute. Abbiamo solo un difetto, non abbiamo ancora imparato a vendere, stiamo imparando a comunicare, molto meno bravi siamo a vendere, per cui la Regione Veneto secondo me deve essere proprio la capofila di questo nuovo corso, di questa nuova era a difesa dei produttori di latte. E noi quello che abbiamo fatto all'estero per oggi l'abbiamo fatto con le nostre forze, ci sono stati in passato anche degli interventi regionali, ma poca cosa rispetto a quello che invece necessita quando si affronta un mercato estero, che di solito se si fa la semina oggi si raccoglie fra qualche anno, per cui il risultato è un risultato a lungo, ma se mai si parte mai si arriva, per cui questo possiamo chiedere senza vergogna alla Regione. Abbiamo bisogno di poter promuovere i nostri prodotti e quando promuoviamo i nostri prodotti promuoviamo anche il territorio. Siamo i primi produttori di formaggio asiago, quindi se devo essere di parte fino in fondo dico asiago. Ci sono impegni a livello di bilancio che sono la disponibilità dei finanziamenti per i controlli funzionali, disponibilità per poter rinegoziare il debito con le banche, e maggior disponibilità per quanto riguarda la promozione del prodotto, perché logicamente per vendere bisogna farlo conoscere e qui ci sono delle cose immediate. Poi a lungo periodo la riorganizzazione del settore, la filiera del settore e soprattutto la possibilità soprattutto ai diciamo ai caseifici, alle cooperative e quant'altro di intervenire nelle loro aziende, nei loro stabilimenti per poter effettivamente dare delle risposte a quelle che sono le richieste di oggi e le richieste degli allevatori. La certificazione del latte basta volerlo fare, è molto semplice, logicamente è un problema di costi, perché non dobbiamo creare ulteriori balzelli burocratici senza che ci sia un ritorno dal punto di vista economico, sicché questo basta metterlo in piedi perché gli allevatori hanno la possibilità di certificare il loro prodotto già da subito. Per quanto riguarda la costruzione di impianti, logicamente qui ci vogliono i finanziamenti e ci vogliono delle strutture adeguate. Entrerà in aula al Ferrofini un taglio del 50%, cioè vengono tagliati 7 milioni di euro solo per quanto riguarda i pochi capitoli di agricoltura. Cercheremo di fare una battaglia di tutte le persone sensibili, consiglieri regionali sensibili all'agricoltura, per portare dei soldi, perché ci sono delle esigenze vere. Ne cito solo una: i controlli funzionali, il miglioramento genetico, la qualità del latte, che se non mettiamo dei soldi, che erano stati promessi dal Ministero, ma poi il Ministero nel 2015 non li mette, come probabilmente non li metterà anche dopo, dovrà purtroppo l'agricoltore, il singolo agricoltore, il singolo presidente di associazione e le strutture metterli, e quindi è un ulteriore aggravio di costi. Questo è il primo problema. Il secondo problema grosso è quello di dare la possibilità di una certificazione forte per il 70% del latte veneto, una certificazione che viene chiesta con forza dalle grosse cooperative venete che producono e trasformano il latte, perché con una certificazione noi diamo garanzia anche al consumatore di una qualità del latte e di una qualità anche del trasformato. Ci si difende solo così da una selvaggia importazione di latte che avverrà dal 1° aprile, perché in Europa parliamo di 0,25, 0,26, 0,27 centesimi al litro rispetto praticamente a un prezzo superiore che fino a pochi mesi fa avevamo di 0,40 nel Veneto.